Sono tre. Allora, Gianmarco, Outlast è cambiato per il Non meglio poco. e non poco. Si è evoluto nel corso del tempo, sono state aggiunte È cose, stato è migliorato. stato migliorato, sono stati aggiunti problemi. E beh, Stagione dell'incubo. abbiamo. Il programma Gangster è un esperimento di terapia allucinatoria convergente progettato per amplificare gli effetti collaterali imprevisti dei test. I soggetti sopravvissuti impareranno a contribuire a un ambiente dei test moralmente igienico attraverso la raccolta di rifiuti biologici. Completa l'obiettivo secondario per ricompense extra. Certo. Modificatori. Estrai campioni di organi, quindi bisogna Ah, raccogliere questi organi. ok. Allucinazioni e più Sì. impostori. Andiamo. Allora, ecco, ecco qua. Allora, ed è basato su questi qua. Vedi, hanno cambiato il Allora, menu di gli selezione delle impostori terapie. in singolo a che servono? Comunque ti vedi gente venire addosso e C'è sai che li devi gente, evitare, capì? sì. Ha più Allora, senso il multiplayer, giustamente. c'è la modalità, quella nuova molto simpatica, dove ti fa fare quante più terapie una Ah, dietro ok, l'altro infatti e vedo questa piano piano. No, scatenata ma tu non infinita. parti con il tuo equipaggiamento, Me l'hai detto parti proprio da che zero. devi poi sbloccare mano a Sì. mano le cose per E migliorarti. queste sono Forte. le missioncine. Ok. Allora, qui è il livello quello proprio. Questo l'abbiamo fatto la volta scorsa. No, non lo terminammo. Allora, quale vogliamo fare? Gianma, quale vuoi vedere? Eh, eh, Allora, tu questo lo conosci. Fidi la spia, push the sì, no, snitch, quello sì, già lo so. Pure eh, quell'altro. purifica gli organi, Questo tritura sì. le mele marce. Stagione pure questo l'ho visto. Mi mancano questi due, però l'ultimo mi intriga a vedere il farmaco. Questo è con il nuovo killer. Ah, Vuoi bello. conoscere il E nuovo vediamo. Giovanni? Vai. Va bene. Allora, io ho un vestitino. Ah, bello. Questo l'ho presi completando l'evento proprio alla fine. E L'evento infatti è terminava alle quello. 4 e io alle 4:50, alle 3:59 andai a riscattare il bonus. Ah, cioè, Trovai quella mattina, capito che ero libero. Trovai ok. due ragazzi, mi sembra tedeschi, non mi ricordo di dove erano. Ci facemmo 4-5 terapie maxando e portando i risultati ad A. Mi feci tanti di quei crediti e riuscii a completare tutto l'evento. Allora. Allora, aspettate, metto la chat davanti, se no. Sesso sui Pokémon, dai. Gianmarco Francescone. Francescone, hai visto? Hai Io. visto? Eh. Ti è Spero, arrivata la sua notifica? spero ti sia arrivata notifica, amico mio. Buonasera anche Christian. Gianmarco già sta iniziando a tirar di culo, eh. Io ti voglio avvisare. Io tiro dal culo. Allora, Sì, un sì. attimo soltanto che rimetto la chat anche da YouTube. Oh, bello. Che monnezze hai trovato, France, ma tu mettiti a giocare alle cose belle, perché cerchi la monnezza? Ma forse da sacchetti, magari non ha trovato. Ah, vedi, ho sbustato tipo 40 bustine, ma non la monnezza che ho trovato. No, Francesco, se vuoi ci scambiamo le carte poi. Ma non gli dare niente, non gli Ma dare per niente. finire le Ma non collezioni. gli dare niente. Così finiamo tutto. Come fanno i veri amici. Sarebbe bello se non fosse che Francesco, secondo me, gli dici: Senti, che cosa mi dai? Lui ti dà la carta proprio quella Ah, ma io presa voglio da sotto le bene. scarpe. No, non fa Dice: niente. Tu mi dai quella, Ma la darei carta anche è. a Jason, ma Ah, senza va nulla in bene. Ma io anche cambio. io a Francesco darei le carte con Diamoci piacere. le carte a vicenda. Scambiamoci le buste. Cosa si può fare nel trader o ce lo Gli ho vedi e ti mandato manda le anche un buste? grazie oggi. Mica mi ha mandato un messaggio per dirmi prego. Cioè, vabbè. Ok. Che sta succedendo? Qui si è... Ogni tanto riflette. Ogni tanto riflette. Allora, questa è una nuova Sì. ambientazione. Molto caruccia, molto simpatica. Salvatore Cargo.
Salvatore è il nome, Cargo potrebbe essere il cognome. Sì. Sì, sì. Questa mappa ho preso B+, che palle. Oh, B+, comunque è un ottimo risultato, Gri. Ah, hai detto mandato foto, Francesco. Allora, aspetta. Vedi Francesco che foto mi ha mandato. Ah, proprio dandogli il nome gli aborti. Sono quelle. Perché queste qua sono quelle di quei modelli un po' 3D così un po'. France. Vabbè. Francesco c'è L'importante di tanto da questo gioco spacchettate. è collezionare. L'importante è prendere le Ma soprattutto il carte. bello è che apri bustine di Pokémon senza pagare. Anche Questa è una questo è cosa vero. Anche allucinante. questo è vero. Una cosa allucinante, amici. Allora, Aprire buste Pokémon senza spendere un euro. anche più Sì. volte al giorno. Scambiare con i tuoi amici anche a distanza. Ragazzi, Però qua la situazione è sempre bella. Sempre. Ci tiriamo di qua. ti mando quello che ho trovato io, Francesco. In tutte A e A+. Mi capita più. Ah, Christian. No, Pippo no, Pippo. Lasciami stare. Uscito giusto. Allora, questa vabbè la lasciamo qua. Queste ce le prendiamo. Allora, Gianmarco, lui è il nuovo assassino. È un boss della malavita col cervello di un neonato, mettiamola così. Quindi, ecco qua. Lui adesso si sveglia. Eccolo qua, guardalo com'è bello, va. C'è un problema, lui è armato di fucile. È armato a fucile, è armato a distanza. No. Sì. Audio non ascoltato. Sì, è vero, so che c'ho un vocale tuo ancora da ascoltare. No, ma io lo so. Mandata, Francesco. Quindi non ho ghostato. Quello è un compito che lascio ai professionisti del settore, capito? No. No. Ah, che cazzo mi ha preso? Entra qua dentro. Allora, trova il laboratorio della droga completato. Bellissimo. Benissimo. Allora. Cioè, ho trovato tutte tranne quel Dragonet in merda e Nino qui. Eccomi qua. Ciao. Ciao a tutti. Allora, metti la droga a cuocere. Sappi Francesco che il Dragonite è stato il primo pacchetto. Confermo. Sì, c'era. Ero presente. Sì. Confermo tutto. Allora, aspetta. Io la prima parte di questa terapia la feci. Belle pure queste qua. No, vabbè, Ha trovato pure Francesco la tua, il goal button. Ah, ok, no, io l'ho trovata prima questa qua. Belle molto. Allora, i primi due sono qui. Popping Francesco alto livello, Poppingone. Siamo uno. Guarda che bello l'ho visto Popping. No, bello. No, Bello, ma le carte bello. sono belle proprio. Allora, apriamo qua. Se no è un macello. Ancora deve sbloccare le battaglie, Francesco. Io non ho niente, Francesco tra l'altro. Ma poi sto qua, quindi non mi posso mettere a fare le partite a Pokémon perché ora. Facciamo dopo con calma, facciamo un così, voi.
Ma io non so manco delle regole. No, ti fa fare il tutorial E devo fare all'inizio. anche il tutorial. No, ma è molto facile comunque a giocarci. Datemi un attimo. Calmati. Quando ti chiediamo noi di fare le cose, tu dici sempre no, eh? Poi uno potrebbe dire, Eh, oggi gli ho mandato la richiesta d'amicizia, me l'ha accettata, però non è che ha detto a me, andiamo a fare un fight. allora, perché io sono No, no, Gianmarcone. va bene, va bene. No, ma io sono Gianmarcone. Va bene. Lo dice il nome. Dobbiamo Tu sei fare Enzo e io cittadini di Gianmarco. serie A e cittadini di serie B, va bene, non c'è problema. Francesco rispondi per Va bene. piacere. Francesco rispondi. Di qualcosa. Allora, io intanto metto la droga, eh. Sembra farina, effettivamente. No, no, no. Che fai? Perché fai questo? Sì, ero in live, ma poi alle 6 ho staccato. Quindi quando passava. Oh, ma non è in live, Enzo. Sarà libero, forse. Forse starà facendo qualcosa. Chissà se il mio amico vuole fare una partita con me. Mi basta un messaggio, 2 secondi. Vedi, alle volte avvisare è importante. Allora. E io alle 6 stavo riposando. Ho capito, ma se tu devi fare il pisolino del giovane fanciullo, il piccolo principe, e io che ne so. Poi mi sono svegliato e Payday 3. E non era meglio che dormivo, Francesco, per quello che mi hai detto poi prima. E vedi, giocavi con me, ti divertivi di più. Vabbè. Pure arriverà il momento della sfida. Visto sei arrivato già a livello 8. Bravo. Bravo Francesco. One chat stop. Domani mattina non si alza, c'è un pacchetto. Va bene, grazie, molto gentile. Che bello. Lo spingo. Come essere uno youtuber. Vedi pure trovi i regali a Sì, casa. sì. Salve. Salve a lei. Questo gioco comunque non farà altro che peggiorare la dipendenza da carte di Francesco. Sì. Lo perderemo purtroppo come gioco. Allora vai così. Allora, al bambino serve la medicina. Al Cavaliere Nero non gli devi cagare il cazzo. Lui è bimbo e vuole la medicina. Bambino, Allora, mutismo selettivo, bambino. quindi qua dobbiamo... Aspetta, c'era l'altro oggettino da prendere, mi sembra. Sì, ma dobbiamo usare sto oggetto qua. Quindi ci dobbiamo mettere al punto giusto. Lui trova un codice. E ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo allineare un attimino gli oggetti. 167. E questo è il primo. Quindi mo siamo venuti di qua per prendere la droga e la dobbiamo riportare di là. Vediamo un po'. Un mero scostimato. Ok, abbiamo trovato un triangolo. Vaffanculo. Non vorrei ci troviamo lui all'improvviso davanti. C'è qualcosa nelle vicinanze. Forse qua? No. E allora... Tutto? Ora? Chiuso.
chiuso. Oh, c'è qualcosa. Ok, più nel treno, ok. Bella. Non sono stato io. Non sono stato io. Aspetta, Non è colpa mia. io non Non Io c'entro. stavo aprendo i pacchetti col mio amico. No, non è problema mio. Allora, stacchiamo qui. E tu ti sei spostato qua. Ok. No, sopra è ancora chiuso. No, signora, 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 signora. E per piacere. Non si è accostato. Ma è proprio irrecuperabile la situazione di Payday 3, Francesco. Francesco, fammi capire un po' pure a me che io non so niente. Ci prendi e porta a casa. Aspettate una mossa. E sta bien. Va bene. Va bene, sì. Non so dove si può andare di qua. Ah, signora. Allora ce l'ha per vizio lei. Che hai aperto? Ragazzi, ma tutti insieme, non ho capito. No. Un po' troppo aggressivi, eh. Onda. Onda. Che sto sbagliando, Cri? Sto vedendo dove sta l'altra cassaforte più che altro. Ora devo trovare i due simboli sul muro per avere i codici delle due cassaforti. Prendere la droga e metterla sul carrello. Ci troviamo a livello logico, no? Dicevate? Ho chiesto, mi vuoi spiegare? Che mi spieghi Francesco che è successo con questo Payday 3 che ha detto Enzo comunque oggi non è andata bene. Oh, Mi l'ho fai capire sentito un po' amareggiato. Cioè, più del Io non sono normale, pazzo. mettiamola così. Questa mica è la piramide. No. Sì, questo è quello che ci serviva giù. Aspetta, dove ci dobbiamo mettere Per per... il complimento che mi ha detto ammirava la tua calma nelle altre anni. Non a caso, proprio grazie a te ho preso dei voti buoni. Vabbè, Con calma, ma piano delle parole piano. veramente affettuosissime. Christian, Piano piano. meriti un 16. A posto. Abbiamo il codice di giù. 392. Ok. Che il gioco è fatto bene, quindi è infido e bastardo. Non è detto che sia per forza giù. 392. Scendi da qua. Vai. Vai così, prendi. Riesco a passare adesso? Vai. Ci sono due droghe. Ma dobbiamo trovare la terza cassaforte più il codice. A me mi viene da pensare però. Sai com'è? Come alle volte.
lo hanno rilasciato in uno stato pietoso. Always online, questa è una cosa che io non tollero. E i 6-5 server non funzionano. 3 rapine in croce, nessun filtro tra 4 difficoltà e 2 approcci diversi, 3 fucili in croce, senza chat vocale, senza scrivere, con la verità che non funzionava. Cioè, praticamente era uscito una tech demo. Se te me lo dici così, Francesco, non è meglio. Ma oggi non era il giorno dell'aggiornamentone, quello grosso che Che doveva adesso ci dirà apparare. la Non versione si è odierna. apparato niente, non ho capito. No, che è sta novità? Che era sta cosa? Brutta novità. Bruttissima. Ok, su quella ci sono un attimo rimasto, non me l'aspettavo. Allora, stiamo impazzendo un attimo. Giustamente. E via. No. No, dai, per piacere, no. Dai, su. Mare Agata. Dai, Mare Agata. dai, su. Bene, qua non è che lo possiamo. Vedete qua in mezzo. Ora le abilità funzionano, ma le più recenti sono 1,5. La chat vocale l'hanno messa oggi, funziona ma non si può disattivare. Quindi devi mutare i tuoi compagni all'inizio partita. I filtri ci sono e funzionano. I fucili sono invece di 3, sono 7 e le rapine sono più varie. È passato da essere una foto ad un gioco semplicemente brutto. Ecco qua. Vabbè, oh, comunque ha fatto dei passi avanti, Francesco. Ma Francesco, da accontenti mai, Torniamo però. su Payday 2. Ma non si accontenta mai Io sto tra l'altro ragazzo. forse ce l'ho Payday 2. No, ma c'ha ragione, ho sentito pure io ste cose. Ma poi mi ricordo che io un grande appassionato che gli piaceva molto. Sì, sì, ma noi abbiamo fatto anche delle rapine col 2. Io per seguire i suoi consigli abbiamo fatto rapine a livello difficile. Ah, diciamo che fino ad ora, se tu il lobby mettevi pronto, non potevi levarlo. L'incubo praticamente questo gioco ma è Sword Art Online, Francesco. Cioè, pure se stavi per morire, dovevi giocare per forza una volta che gli avevi dato l'ok. Che fortuna. Sempre vedendo cose, sempre quando allora, Attenzione. Attenzione. Devo trovare solo l'altra cassetta. Non riesco a capire dove può essere. ora è quasi passabile ed io ci voglio credere. La fiducia Francesco non è mai sbagliata, anche perché non abbiamo nient'altro. Bravo Francesco. Tanto vale provare ad avere fiducia in qualcosa. Non c'è neanche di qua. Aspetta, fammi vedere un attimino meglio di qua però. Qui ci sono i documenti e va bene così. Ok, grazie Bene, Gre. Cristiano. Boh, o è giù. Dove là il figlio di buona madre. Adesso il treno. Eccolo qua, guarda dove era. La fiducia è sempre sbagliata. 651. Chi è? No, no, bambino, bambino. Bambino, no, lasciami stare. Lasciami stare, vieni qua. No, perché io l'ho giocato già un bel po' più Corri là. via, corri Non via, le so corri queste via. cose. Corri via, corri via, corri. Olè. Ma qua. E si prova a tornare indietro. Allora, sta parte è un pochino brutta. Ah, addirittura. All'inizio vedi i due che erano le loot box a pagamento. Bello, come hanno fatto poi con Overwatch. Veramente. Ma che figlio. Pensato il corso. Vai così. Sta prudendo in testa e non mi posso
grattare, perché per fare sto pezzo qui l'altra volta tu non hai idea della quantità Vai, di Francesco. tempo che ci ho dovuto mettere. Ci vediamo fra poco. Arrivederla, signor Ha detto Francesco. torno fra poco. No, 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 no. No, Francesco. Ah, grazie mille. Lei è proprio un bravo Chi uomo. pensi di avere a che fare con questo? No, fermo, fermo. Un po' nervoso lui, eh. Agata. Sì, gli fa male un po' la testa, molto probabilmente. Signora Agata. Vabbè, tu sei già uscito con scuola, Sì, sei diventato un super agente. sì, ho completato 2 o 3 volte la missione finale. Siamo tornati qua con la droga. Devo anche risettare il mouse. No, ma noi la iniziammo pure l'altra volta pure in live, solo che si fece tardi, non mi ricordo che casino successe e dovettimo staccare proprio a questo punto qua, quindi non ricordo neanche effettivamente ora dopo di questo che cosa succede. Intanto noi iniziamo a fare qua, facciamo così. Cazzo di raggio laser giusto qua in mezzo. No. No. Verso la fine del gruppo che ho scoperto rigiocando quest'anno. Ah, Ho ok. scoperto McFallen, Cristiano. I McFallen aiutano moltissimo. Oh, che culo. 1 e 2. Dove sei? Via. Hanno aggiunto vari jumpscare. Questo non c'era prima. Ok. Allora, mo se ci fanno stare tranquilli, facciamo una bella cosa. Prendi tutto. Potenziati tutto. Tutto. Sì, sì, vai, vai così, vai. Prendi tutto. Prendi tutto. Beh, signor, diciamo che tutto è random. Sì, 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 sì. No, ed è quella la cosa bella del titolo che a me è sempre piaciuto. Allora, a questo punto ci conviene prendere questo, tanto quello lì non penso ci servi più. E pienamente potenziati. Ci avrà sentito tutto lo stabile, però sti cazzi. Metti droga, metti tutta, metti tutta. Bravo. Due. Non fare bordello. Vai così. No. Dove vai tu? Bravissimo. Qua c'è il terzo. Metti droga, metti droga, metti droga. Non mi ha visto proprio lui. Benissimo, adesso aggiungi il veleno alla droga. Dove lo trovo il veleno?
Penso di qua. Ah, questa... Sì, sta cosa pure la vidi l'altra volta. Se stai troppo in queste zone, tu cazzo... però, signorina, per piacere, non possiamo stare neanche troppo con questo oggetto insieme che ci avvelena. Ok, a posto. Fatto. Messo droga, messo veleno. Ne dobbiamo prendere altri due. Sempre di qua. Ah, ok. Ecco, qui arrivammo l'altra volta. Ok, allora di qua. Ok, fatto. Cree, grazie che mi hai condotto. È stato molto difficile arrivare a questo punto. Grazie mille. Oh sì, curati. Curati dalla follia, curati. No, sai perché mi ricordo che l'ultima volta la nave la vidi dopo 10 minuti, un quarto d'ora, quindi mo sapevo benissimo dove andare. Tendo a non commettere gli stessi errori che commetto in passato. Ok. Allora, qui si andava dopo. Uh, no, aspetta, mo mi devi condurre. Ecco. Anche se forse... No, io pensavo che era un interruttore, però no. Qualcosa che mi scoppiasse in faccia. Dovrei entrare qua dentro per attivare il cargo e scendere giù. Non adesso. Ok, quindi mo io che cazzo devo fare? Vai a sinistra. Aspetta, aspetta. Ok, di qua? Ok, continua qua. Ok, qua è chiuso. Mm. Oh no no no, brutto 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 brutto. Brutto brutto, molto brutto. Molto brutto. Quindi ora dobbiamo cercare le due cose qua dentro. Mm. Sono dove c'è il gas, giustamente. Devo stare da questo lato qua. No, però pure tu. Aglia. Dai, fammi aprire qua, fammi aprire qua. Esci fuori. Scusa. Dove sono? No, però pure lui no. No, 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 no. Mi spiace, è troppo pure per me. Oh, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ok, questo è il primo. Aspetta, però, fermati. Antonella, questo. Adesso la strada più breve è di qua. Vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Culo. Ok. Ogni tanto un po' di culo ci vuole, Cree.
Vediamo pure se c'è l'altro a sto punto. Qua niente. Qua niente. Devo tornare di qua. Devo alzare qua. Adesso allora lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Ok, sono uno. Ma adesso il problema sarà trovare il secondo, giustamente. Allora, però ho visto che c'è un passaggio dall'altro lato chiuso, quindi potrebbe essere da questo lato qua. Vediamo un attimo. Sorella. No, allora è di là, però sempre andando da qui dentro. Quindi riaprendo qui. Devo andare da quest'altro lato. Aspetta, di qua. Se fosse di qua? Sì. Ok, allora. Trovato. Vai. Buttatin. Vai così. Prendi. Allora risparmiamo un po' di batteria col visore. Vai così. Ok, fatto. Taglia e confeziona la droga avvelenata. Io tiro leva. Oh, ma che bravi. Che lavoratori instancabili. Bravi ragazzi. Adesso? Abbiamo fatto i pacchettini. Ho capito, deficiente, ma sto lavorando per il tuo capo. Limitata dallo spazio nell'inventario. Ma adesso devo aprire qui. Aspetta. Che è successo? Che cosa ho fatto? Che è successo? Dite. Invece è un armadio, quando il bimbo entra nasconditi. Ok. Quindi ho premuto. Adesso si apre. Ah, ok. Grazie mille.
Bravo bimbo, cercaci. Come la metto? Devo entrare dentro? Allora, devo capire solo dove la dobbiamo portare la prima volta. Ah, giustamente li nascondiamo nei cadaveri. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Aspetta un attimo che lo apro. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Giusto il tempo che... Hai capì? No, no, e noi cerchiamo di non farle cavolate, Cri. Ci proviamo. Non prometto niente. Allora. Iniziamo ad aprire anche te. A questo punto. Ecco qua. No, chi è stato? Ma come quello qua non doveva venire, me l'ha detto Christian. Ha detto Christian, vedi che lui qua non viene. Perché era dietro di me, Cri? Andiamo per risalire sopra, devo andare di là. Cazzo. Luca. Dammi un punto dove mi ricordo dove siamo. Ok, qui sulla nave. Allora. Cosa bottiglia. Metti adrenalina. Allora. Droga. Ok. Ok. Dove stiamo a ah, vaffanculo. Arriva a fanculo. No, ho perso la parte del voto solo per sta cazzata qua. E prima li ho pure evitati, porca miseria. Apri, apri. Un po' di questo. Vai, non ci pensare, non ci pensare. Quindi neanche un altro. Via. Vai, vai, vai. Chiuditi. No, aspetta, non ti sei aperto bene tu. Mannaggia il biscottino, mannaggia. I cadaveri non si aprono più come una volta, già fatto. Non più facilmente. Sì. Vai. Vai. Insisti, insisti, insisti. Vai. A posto, fatto. Fatto. Adesso. Me la no, signora, signora, però. Signora, è la terza volta che viene. Per piacere. Signora. E che cazzo? Oh, l'uscita. Uscita. Uscita è bello. L'uscita ci piace. Uscita. Uscita, uscita, uscita. Uscita, uscita, uscita. Di qua, ok. Ah, dobbiamo tornare da dove abbiamo iniziato. Minchia. Vai, 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 vai. Ma però c'era un gigante pisellone, eh. Vai, vai,
così, vai così. Luca. Vai così, vai così, vai così. Puttana, mi ha fatto saltare. Sto jump scare mi ha fatto saltare. Va bene. Ottima aggiunta. Ok, fatto. E ho preso Cimeno, Cri. Non gioco da troppo tempo, sono un po' arrugginito. Devo vedere un attimino di tornare alle vecchie glorie. No, male proprio. Male proprio. A parte che devo risettarmi il mouse con i comandi rapidi. Esatto, esatto, mi serve anche una mano. Mo' c'è anche l'evento nuovo, quindi vediamo un attimino cosa c'è. Allora. Sono usciti potenziamenti nuovi per i personaggi, eh. Allora, vediamo un po'. Tu c'hai dialoghi o anche... No, non c'è niente di nuovo, ok. Hoping you'd want to talk. I know new experiences can be frustrating or even frightening. If you need a kind shoulder to cry on, I'm always here. You have to trust Dr. Easterman. He built all of this and he built it just for you. Sta ammazzando Do un you sacco di think gente. anybody has ever had a doctor care for them that much? Io dubiterei un attimo, di questa cosa. Allora. Vediamo un po'. Cataloghi. No, questo è bello. Questo è bello. Fammi vedere l'anteprima. Ok. No, questo mi garba. 50 monete. Oddio, non so tantissime. Un po' di robetta. Pompiere. La mia anatra. Questo pure è caruccio. Stanza a tema Halloween. Papero vivace. Ah, sono belle queste che hanno messo comunque, eh. Progetto Lupara. Su quelle là nuove. Del nuovo assassino. Completa deluxe. Questi sono del catalogo deluxe. Ok, poi ci sono tutti questi qua. Ok. Bloccato. Acquisire l'intera pagina. Qua difatti non ci ho mai speso niente. Poi alcune cose già ce l'abbiamo. Quindi giustamente completi la pagina e puoi passare a quella successiva. Stop. 15 punti. Non abbiamo niente. Ah, è vero, avevano messo pure le attività. Ma difatti come serie preserale, visto che comunque una terapia grossa dura un'oretta, il tempo che aspettiamo Gianmarco, se dobbiamo fare qualcosa, possiamo farcelo pure, non dico tutte le sere. Ciao Chris, carica l'aggiornamento
Poi, se ho letto bene, ha pure quasi finito. Io ho detto fra poco c'è. Allora, io mi riscatto un attimino di cose. Ok. Comunque vanno rifatti un pochino tutti. Ok, 7 minuti. Ok, così ne riusciamo a fare anche una veloce. Allora, vediamo un po' la mia stanzetta come sta. Anche perché da un po' di tempo che non ci passo. Allora, ci abbiamo. C'ho la festa Tiki come bundle, ma no. Lo mettiamo un bel cervello. Ratto in barattolo. Bello! Aspetti. Vabbè, più la zucchettina perché comunque mo è Halloween, quindi ci sta pure. Mettiamo due dolcetti nel teschio. Mettiamo come poster. C'è il poster di Francesco. C'è un bel poster di Francesco. Aspetta, ce l'ho. Ecco, il poster di Francesco. Ah no, già c'era il poster di Francesco. È a posto. C'è anche Gesù, casomai. Ah, nel caso. Benedizione, sì, sì, Non mi aspettavo sì. di Gesù. Mm. E poi ci sono questi qua, ok. Allora, qua mettiamoci questo qua nuovo. Che poi tu me lo cambi con quello tuo, va bene. Allora, il direttore, lei cosa ha da dire? Ci ha dato degli altri encomi, consuma 200 farmaci, vi scatta ricompensa. Abbiamo le prove, questi sono tutti i documenti da recuperare, Marò, e mo chi si ricorda quelli letti e quelli non letti? Anche perché ogni volta che esce un aggiornamento poi me li risegna tutti come da leggere e io mi dimentico ogni singola volta. Ecco, qua ce ne manca uno. Cioè, c'ho le serie complete, io c'ho la lore da leggermi qua e non la leggo. Allora, qua ce ne manca un altro. Ma tu quanti ne hanno aggiunti? Ma tu quanti ne ho presi io più che altro? Ah, boh, che dici? Questi sono tutti nuovi. Eh sì, questi non ce ne ho proprio. Qua, sì, sì, tanti documenti ancora da prendere. Ottimo, ottimo. Don't let anybody tell you who you are. Eh, You're nobody's child. Right. Nobody gets to tell you what certo, to do. Be free. Take what you deserve. mi sembra Release your giusto. sadness and Mi fear. sembra giusto. You don't belong to any nation or church or family. You belong to you. Let us tell you how to get better. No, You sembra could be giusto. happy, confident, productive. Ma Giusto. È certo. giustissimo. Do this, do Giustissimo. that, your whole life. Don't do that. It's disgusting, the way the world bosses you. But what if you aren't what they say you are? What if they're afraid? Because they know you're special. Just like I do. Va bene. Beh, grazie mille, dottor. Le altre perle ce le riserviamo per il futuro. Allora, mettiamo cappellone da cowboy. L'iconcina. Mettiamo questa qua nuova. Posso. Ma quello con la stellina da sceriffo.
così togliamo tutte le notifiche. Ecco qua. A posto. Ecco qua. Allora, nel frattempo, poi avevo visto nel trailer dove hanno messo un cabinato qua giù. Ragazzi, fate giocare pure a noi. Mm. Crisis is the catalyst for growth. No. Dai, dai, fate giocare pure a noi, dai, non c'è manco qualcuno per fare un po' di braccio di ferro, niente. The choice is always yours. No. Ok, forza. Adesso gioco io. Adesso gioco io. Ok. Dirigi pallonetto. Pallonetto. Ho fatto un punto. Ok, non bisogna tirarla troppo forte. Non così. Luca. Ah, Oggi sto per fare una cosa. cosa stai facendo? Sto per aprire 10 pacchetti. Vai, fallo, è Sto bellissimo. andando. Vai, fallo. Ok. Fatto un po' di risorse così a volo a volo. Sto aprendo 10 pacchetti. Ragazzi. Eccoli qui. Aglio mistico. Oh, Articuno EX. Minchia. Articulo. Guarda che bello. Che stai facendo pongo? Pongo. Ah, fanculo, m'ha fregato. Stavo pongando. Sì. Mm. No, dai, che l'ho fatto. Pallonetto, non ho capito come funziona. Senti, c'è qualcuno che vorrebbe acquistare una carta. C'è un CX non shop. Non ancora. No, Faccio- Grima, scaricatelo pure tu sullo smartphone, il giochino che è uscito di Pokémon oggi. Suka. Come Allora, si chiama? Pokémon. TGCP, penso. Che dovrebbe essere Technical Game Pocket. Cerca Pokémon Pocket. Sì. Hey, Mac. Okay. Tu metti là, hanno aggiunto anche un nuovo potenziamento. Mm. Puoi fare questo. Stay cool. C'hai i mostri che ti inseguono? Qual è il problema? Metti il congegno e blocchi la Ah, porta. ok. Mica male. Ha detto fai un altro test e ti devi copiare i file dell'aggiornamento. No, no, aspetta a te, non ti preoccupare, Cri. Tanto se faccio un test pure piccolo ci vogliono 20 minuti, a te al massimo. Ah, ok, ok, aspetta, allora fammi vedere un pochino cosa... Guarda questo file. Bello. Aspetta, fammi vedere nel frattempo pure a me se c'ho qualcosa da... La ludopatia come arriva, vedi, vedi. Scusa, sento te che sbusti 10 pacchetti all'improvviso.
Allora, ho completato un obiettivo. Oh, su 10 pacchetti ho ottenuto 80 carte nuove. Oh, E oh, non si può fare, è possibile. l'hai fatto? Però aspetta. Il numero totale di carte ottenute. Ah no, il mio totale, no, lo 16. No, cioè, Il totale sotto è solo di quelle che allora hai no, ma, almeno ma una. perché giustamente Almeno sono una. 5 pacchetti, non fa 10 su 50 carte, oggi non ci troviamo però. Vedi? Non so quante ne ho ottenute nuove, però penso un po'. Allora, dai, qualche clessidra la spendo anche io. Sì, è uscito oggi. Oi, tizio, buonasera. Ciao Tizione! Tizio, stavamo parlando del fatto che oggi è uscito il gioco di Pokémon per smartphone di carte e buste spacchettabili. Ed è eccessivamente divertente. Quindi la prova del giorno 1 l'ha passata. Ok, 133 carte scoperte. Freedom can't be given, it must be Ok, earned. allora, vediamo qua che c'è. Signor Tizio, che si dice? Mo' vedendo il telefono mi è arrivata una notifica da parte tua. Abbastanza bene, Tizio. Giornata tranquilla. Al momento. Stiamo aspettando Cree. Così ci facciamo un attimo una sfida Outlast. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina insieme ottenendo un buon punteggio. Poi stacchiamo un attimo perché io e Gianmarco dobbiamo studiare. Hanno capito che cazzo vi dobbiamo portare la sera. Siamo a corto di materiale. Potrebbe essere un problema. Che Allora. Ah, ok, allora Tizio, vado tranquillo. Avevo letto bene la notifica allora. Allora, Cri, iniziamo a decidere dove vogliamo andare dopo. I test adesso dove li hanno spostati? E qua è direttamente root canal. Tizio Outlast Trials. Sembrava che tu eri passato qualche volta quando l'abbiamo portato. Basta tritura mele, è stato un incubo. No, ma quello è così simpatico, dai. C'erano i mini test, quelli là un pochino più piccoli. Sono stati messi qua. Eh sì, e mo giustamente si fanno attraverso la terapia speciale. Allora, svuota il cavo. Aumenta la libertà. Segna gli agenti di polizia. comandi polizia. Comandi Questo pure è nuovo, non l'ho mai visto. Punisci i miscredenti. Salva gli orfanelli. Questi poveri Salvate gli orfanelli. Distruggi il orfanelli. passato. Sì, 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 è uscito l'evento speciale di Halloween con con alcune terapie con modificatori diversi e giocando, ma ci vuole, adesso con Christian in questa modalità vedremo più illusioni, quindi credo dobbiamo regolarci per bene, dobbiamo trovarci un segnale per sapere che siamo davvero noi. Attenzione. No, e si provano, credo. Scaricato un po' di aggiornamento e tu ne sei anche tu testimone. A sto punto si fa. Anche perché così vediamo una terapia nuova. Allora, io vado a vedere un attimo che mi hai mandato il nickname su Instagram. Allora, aspettate.
Allora, andiamo a fare così, amici. Aggiungi un amico. Crimi, devi dare questo codice qua. Come entri nel gioco? Dammelo un attimo e ti aggiungo subito. Allora, io ho deciso. Andiamo di qua. Estrae campioni di organi. Trova reagenti morti ed estrae campioni di organi per l'analisi. Completa l'obiettivo per ricompense extra. Allucinazioni, effetti collaterali, traumi o altro e più impostori. Più impostori nel test. A posto. Impostami. A posto. A posto e impostati. Freedom is waiting for you. Va bene, va bene. Allora, molte persone sono rinate. Va bene così. Ma non ricordo più neanche quante monete ho. Ah, però comunque posso già fare la rinascita, ok. Trust the therapy. Ah, fatemi rimettere la chat. Io in realtà a Lucca non ci sono mai stato e ho la mia migliore amica da tantissimo tempo, da tantissimi anni, che ogni volta mi invita e cerca di farmi andare con lei in qualche modo, ma niente, non ci riusciamo. Niente. No, non è cosa proprio. Mi sono teletrasportato di nuovo nella stanza, a posto. Allora, vediamo qualche passiva. Allora, cos'hai di nuovo tu? Questo non è male. Come si frantuma immediatamente. Anche le porte cooperative in solitaria. Ah però. È una bella fiera, solo che c'è un casino incredibile e anche i costi non scherzano. A che livello si arriva, tizio? E quando è l'ultima volta che ci sei andato tu allora? Mm. Allora, non fare rumore. Un momento. Questo dobbiamo tenercelo qua. Al posto di questo. A questo punto mettere proprio questo qua. Keep your head down. Già, perché adesso si mettono nel menu equipaggiamento. Ecco qua. Stimolante ottenuto, va bene. Vediamo se ricordo ancora come si fa braccio di ferro. Vieni, vieni.
Vieni. Vieni a giocare. Ah. Ah. Vittoria. Vieni, vieni. Dai, dai. Vieni, vieni. Il prossimo. Dai, ti faccio riprovare, dai. Vieni, vieni. Dai, vieni, vieni. Oh, accettato. Ah. Ok. 1000. Per Halloween pensavo di passare nelle abitazioni di belle fanciulle per fare dolcetto o manzetto. No. E immagino tu abbia finito già i dolcetti. Ma così è, me ne va a intuito, tizio. Secondo me non li ha direttamente proprio comprati. Sì, eh. No, no, cioè è un presentimento mio, attenzione. Quindi diventerebbe un manzetto o un manzone a questo punto. Manzone o manzetto? Spero nel manzetto, è quello in cui speriamo tutti, tizio. È quello noi ti che auguriamo sempre. è quello che noi auguriamo per te e per tutti, per tutte le buone persone che cercano solo un po' di manz in allegria, così. Easy there, Tango. Hey, Allora, you're qualche still alive. potenziamento qui alla barricata. No, già li ho completati tutti. E a questo punto You let me know how that works for you. That's better. If it looks like it's gonna explode, you can... Well... You know what? almeno ce li ho tutti potenziati al massimo. Mi travestirò da alieno grigio. Ok, vai Green, non ti preoccupare. Tanto la missione già l'ho settata. Mi devi dare solo quando entri nel gioco il codice, quello là numerico. Alfanumerico. Allora, qualcuno vuole giocare? Niente? The choice is always yours. Dai, facciamone un altro. Vai. Ah, se prendevo quello. Ok. Ah, ci vuoi riprovare? Va bene. Dico che si può fare braccio di ferro, sì. Molto simpatico, tizio. Prima c'era solo braccio di ferro, poi hanno aggiunto anche gli scacchi. Ecco, l'aggiornamento di oggi hanno aggiunto quel cabinato a cui stavamo giocando prima. No. Luca, no. Sbagliato gli ultimi due proprio in maniera bruttissima. Aspetta un attimo, ristabiliamo l'ordine. Aspetta. Ma dopo se prendevo quello era fatta. Ok, ok. Adesso sì. Adesso sì. Per dimostrare che non è stata pura fortuna.
No, Vincenzo. Tutto questo non c'è anche un altro minigioco. Ok, a posto. Allora, ci sono gli scacchi. C'è il braccio di ferro e questo l'hanno aggiunto oggi. John, tutto bene? Allora, andiamo a spiare le stanze degli altri. Oh, Devi salire, dice. sopra c'è un altro. Ma no, da quanto tempo è che non entro qua dentro? Allora. Ah, ma è lo stesso di quello che c'è giù. Si trova in una stanza. Si trova in una stanza. Mm. Ah, ok, no, no, è lo stesso che c'è giù. È lo stesso che c'è giù. No, torna indietro. Salve, scusate, avete un gioco qui? Ma perché lei ha un cappello in testa? Mi scusi. Ecco, se è andato È vicino a quello che hai visto. Dice. a quello che hai visto. Vicino a qualcosa. Dove, Cri? Qua c'è il refettorio. A sinistra. Di qua. Queste sono stanze degli altri giocatori. Vedi, tutto a posto? Tutto a posto. Ok, vabbè. Di qua? No. No, devi stare con la porta aperta. Oh. Allora, guardando il gioco della pallina, poi guarda a sinistra. Ok, guardo la pallina, quindi guardo a sinistra. Questo. Effettivamente stanno giocando a qualcosa. E che cos'è sto coso? No, voglio giocare pure io. Come si entra? Forse bisogna aspettare che uno perde. No? Oh no, qua si va al manicomio. Cioè, mi dice verde per essere scritto in rosso? No, no. No, e lo devo provare. Devo provare. Ieri mi sono letto il fumetto di Godzilla vs Kong vs Justice League che mi hanno regalato dei miei amici per il compleanno. Ma tutti insieme? Tutti sulla stessa pagina? Non lo conoscete, no? Un tizio No, che ma sta non sapevo arrivando. fosse uscito. 92% vai Cristian. Dai, fate fare una prova anche a noi, dai. Dai, ragazzi, dai, uscite fuori da qua dentro, dai. 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 Puzza mamma. No, ma se... Forse ci sarà pure da un altro lato, però almeno qua ci sono due giocatori. Visto che serve una persona, subito mi butto dentro e speriamo si butta qualcuno appresso a noi. Ragazzi, vi state proprio divertendo qua dentro, eh. Finirà questo gioco prima o poi. Andiamo avanti. Ma già stavano da un bel po'. Quella forse è l'energia là in alto? Sta entrando. Ok. Oh, uscite fuori, esci fuori da qua dentro. Tu fammi entrare subito a me. Entra, entra subito, entra. Allora. Siamo pronti? Incidiamo? No, frate, devi entrare dall'altro lato. It's me. I was
non puoi invitare Cristiano da qua dentro e lo facciamo entrare a lui qua. Allora, Cri, appena sei nel menu di gioco, aspetta, io esco, se no non posso mettere il menu. Allora, mi dai il tuo codice e io ti inserisco subito e in maniera rapida e spontanea. Quanto spontaneo lo zio E anche interattiva, direi. Toh, Anche ci interattiva. mettiamo anche interattiva. Oggi non badiamo a spese. Sì, oggi anche interattivo. Oggi va bene così. Pazzo furioso. Allora, menu social. Dal menu principale. Seleziona gli amici. Ecco, bravo Tizio. Tizio, senti anche tu un bel sapore di botte e di mazzate nell'aria. Tan, tan, tan. Fai aggiungi amico, Cri. Ti trovi nel menu questo qua. O già ti ho tra gli amici. No, perché noi dovevamo giocare e poi non riuscimmo ad organizzarci. Quindi dammi il codice e vediamo un attimino che cosa ci dice il gioco. Poi c'è Loki, quindi Ma Loki quello. senti, l'ambientazione è Norrena al 101% Mm. e c'è Loki. Vabbè. C'è Loki, incatenato ad un albero gigante. Vabbè, vabbè. E c'è Luffy che gli sta parlando. Diventerà il re dei pirati. E questo si è fatto una risata che vabbè. No, ma a Erbaf a questo punto io mi aspetto il plottone di trama, ma proprio a livello di mondo in generale. Ossia, guardate, per raggiungere il One Piece dovete scendere sotto il mare e andare nelle rovine della vecchia civiltà. Mi ricorda qualcosa con quello fatto oggi. Ah, Quindi, allora, 0383 3154. Vediamo se abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ok, richiesta inviata, Gri. ora qua c'è stanno. Eccolo qua. Fatto. Viene, Sì, viene. c'è un attimo da capire alcune cose che già non tornano, ma è arrivato l'invito, Gri? No, mi ha invitato lui. Ok. Crima sei col microfono? Secondo me non ha frutto. Allora, se poi col microfono così ci organizziamo anche meglio. Allora, io vado subito al gioco. Akura ti ha invitato in un gruppo. Oh, è passato il professor Xavier. Ha detto volendo sì. Vai, Cristian, Vai, aggiungi. Mettiamo anche Akura. Vediamo cosa vuoi. Dai, giochiamo tutti insieme stasera. Come non mi senti? Aspetta, c'è il push to talk. Aspetta, molto probabilmente. Aspetta. Eh sì. Ecco, adesso mi senti. Hai? Ah no, aspetta, ma sono uscito dal tuo gruppo. Aspetta. Fatto cacca. Vai, entra pure tu. Sì, entra pure tu, siamo in tre. Vai così. Vai così. Ma chi ha chiamato la navetta, ragazzi? Ragazzi.
No, aspetta, io devo giocare con Christian, questo mi vuole fare entrare nella navetta. Ma dove mi vuoi fare andare? Fammi uscire da qua. Sì, vai solo tu. Vai per il mondo. No, Lo gioco fa casare, mamma no, mia. no, ho sbagliato io. No, Sbagliato io. vaffanculo, io se premo abbandona, devi abbandonare subito. Abbandona testa. Ciao. Non ti preoccupare. Aspetta, aspetta, mo risolviamo. Devo fare una cosa a tre, più allegri, più tranquilla. No. Ah, cosa a tre. Allora. Rifacciamo. Rinvitami. Oh, io ho preso pure una F. Va bene. Professore, non l'abbiamo fatto il test, siamo usciti. Ah, ok, ok. A posto. Allora. Allora. Ah, mo giustamente selezioni tu la missione. Ok, seleziona tu il test. Però io devo vedere il giochino Ecco, non sopra. mi sente. Adesso mi senti? Vieni sopra. Cioè, neanche noi ti sentiamo, però. A posto. Allora, sì. Sì. Protocol 1. Ok. Ha ragione. Ok, è un po' un casino, effettivamente. Orange. Sì, ti sentiamo tra raggi e altro. Aspetta, aspetta. Facciamo così, fammi regolare. No, fammi regolare l'audio, che Stavo sennò. tutto focussato, cazzo, mannaggia, ho perso. Ho perso il focus. Allora, aspetta. Volume chat vocale, lo alziamo. Se mi sente. Ti sentiamo, Gri? Ok. Adesso così mi senti direttamente meglio. Gri? Sì, ma te mi senti? Io ti sento. Tu adesso mi senti? Io sì, ti sento. Ok. Tolto il push to talk così, tanto. Ciao, Gri, buonasera. Salve Cri. Buonasera. Buonasera, buonasera. Cri, scegli la terapia. Scegli pure. Scelgo io? Dai, Vai. dai, buttala dentro, dai. Oddio. Dai, Allora. Vuoi fare il capogruppo, te ne prendi le responsabilità. anche Tizio, giustamente. Scusami. Sente il Cri, anche lui. Allora. Alimenta la libertà? No, questo qua mi sembra di averlo visto da te, quindi anche no. Distruggi il passato, poi ci... Dai, facciamo distruggi il passato, mi sembra figo. Distruggi il passato. Non c'è Ok. tipo restaura il fascismo. No, non è tra le missioni. Non c'è. Potrebbero aggiungerlo con un Niente aggiornamento più in restaura. là, chi lo sa. Non... Ok. Questi qua continuano a mettere roba a Potrebbe gratis. succedere. Ricordiamolo. Tra l'altro oggi hanno annunciato che stanno facendo un live action di Outlast. Preoccupante? Sì. Assolutamente sì. Sì. Posso avviare? Sì. Avvia, Vai, avvia. vai, Gri, vai. Butta dentro, vai. Dai, faccio entrare. Faccio entrare. Vai. Porco. Vai. Vai. Faccio entrare. Ok. Ci ha fatto andare. Quindi con le buone maniere. Vediamo che cosa ci offre oggi la casa. Quale ingrippo ma tengo un buco sul tallone abnorme. Ottimo. Mamma, sembra veramente un barbone, cazzo. Mamma mia. Vabbè, Allora, sta io mi entrando il metto nostro qua. capo squadra. Proprio lui. Capo squadra, prego.
Ecco, io prendo... Ma lei è Don Abbondio, non ho capito. Sì, è Don Abbondio. È il sì, vescovo, cioè... sì. Padre Maronno. Eh, È lui. Sua santità, no? Canonico. Come la devo chiamare, no? A questo... Ma mi chiami come vuole. Allora, sta partendo il film. You and I are building a bridge to span the abyss of history. You will be the citizens of the future. Manifest in your individual power. Con un po' d'aria così respiri meglio, capito? Liberi i polmoni, ecco qua. Lo qua dice attenti al mal di stomaco, attenti, non mangiate le fettuccine. No, Fanno anche dei massaggi. ci sarà il po' di soddisfazione. Allora, e siamo arrivati. Prego, Don Abbondio, prego, vadi pure. Sembra il gas del Goblin. È Sì, sì. quello. Dai, è quello. Si torna alla progettazione. Allora, Ah, è vero. prego, Ok, allora squadra, raggruppiamoci. Ok. Forza, squadra. Dai. padre, ma cosa hai in faccia? Ok, Un grazie. omaggio della tata. Ha visto? Non ho voglia. Ma là che padre atletico Sì, che è, ecco, lì del Minchia, mio cuore. minchia, Anni di Diventato allenamento. minchia. Don Matteo. Madonna Proprio mia. Allora, lui. qua dobbiamo cercare le chiavi. Non c'è tempo da perdere. Che è successo? No, non è quella, è un'altra. Prova le scatole. C'è l'interruttore da premere? No. Meno ostacoli. Ah no, guarda. Dobbiamo premere qua. Ah, ok, c'era la scatola di prova, ok. Allora, Cri, dove vai tu? Noi ci dobbiamo dividere. Io vado là, dai. Cri, mi raccomando, padre. Ci senti? Ecco. Ok, ne ho trovato uno. Ne ho trovato uno. Squadra, bravo, passo. Ne ho trovato uno e lo vado a rompere. Yeah. Ok, inizio ad andare alla C. Dove può essere? Eccolo qua, Cri, l'ho trovato alla C. No, brutto. Brutto. No, c'è no, Cacco Poliziotto. No, è Johnny Bassotto. Aspetta. No, c'è Gozwex. C'è Sgozwank. Ah, vaffanculo. Comunque devi farti saltare, ma tu scordi un po' di Ah, miseria. È un azzardo, però ci devo provare per forza. Allora. Qui manca solo quello nella B. Ah, forse l'ho trovato. Ah, ok, ok, torniamo subito indietro allora. Oh no, c'ho Prozac qua. Ok, fatto. Abbiamo fatto? Abbiamo passato il test. Dobbiamo mettere altre... Ce ne sono altri 6. Madò, Cri, cerca. Cerca, Cri. Io pensavo che erano solo 3.
professoressa di matematica, tizio, però mi sembra una figura esagerata. Povera signora. No, non mi sembra un bel esempio, tizio. Quella è una donna nuda e distrutta dalla vita che ci picchia. con Tizio, gli che, oggetti che strani. cazzo di scuola frequentavi da piccolo? Tizio, pure tu. Io non vedo gli altri, Ah. No, no, c'ho Pippo Baudo. Aglia, Ti ha tua capellato, sorella. ti ha capellato. Mi ha scapellato. Andiamo per di qua, vediamo se qua in mezzo ce n'è qualcuno. Ok, ne ho trovato un altro. No, devo andare per forza di qua, già, ma... No, non credo. C'ho dei dubbi al riguardo, tizio. Per una volta mi permetto di dissentire su ciò che stai dicendo, Tizio. Tizio, in questa stazione di polizia ci sono dei problemi. Sì. E non me lo fanno dire i 250 cadaveri che ci sono in giro. No. Allora, qua niente, qua niente. Io sono riuscito a portarne un'altra. Il problema è che non trovo niente più. Sto cercando ovunque. Ok, ok, ok. Abbiamo solo 2 minuti. Non so se ce la facciamo. Qui è chiuso. No, brutto. Brutto. Vai. Ah, ok, aspetta, forse i tasti ci sono, fermi. Anche il posto è simile alla mia scuola. Tizio, che cazzo di scuola andavi? Penso che qui bisogna chiamare un attimo il telefono azzurro. Ma direi proprio il telefono arcobaleno a sto punto, perché cioè, mi pare un po' che è esagerato. Ok, questo nuovo jumpscare è molto azzeccato. Un minuto... Signora, un attimo però, Ci abbiamo un problema. Lei così non collabora. È bello, poi loro perdono le cartelle di lavoro e noi gliele dobbiamo trovare, capito? Vabbè, questi poi dettagli. Vai. Non c'è... Signora, è per piacere però. Ne ho trovato un altro. Ne ho trovato un altro. È difficile questa in due trovare queste cose, No, è tutto chiuso, no, perché? Perché Pippo Baudo non conduce più Sanremo? Perché? Ma è l'unico in grado di farlo. Mannaggia la miseria. Allora, raggruppatevi in palestra. Questo non lo posso portare più. No, si è disattivato. Forse non Aspetta. servivano tutte, forse dovevi scendere sotto una Forse soglia. più ne portavi, più punti facevi. Vabbè, vai in palestra. Allora, aspetta, vedo di tornare indietro. Cria, aspetta un attimo. Aspetta che sono un attimo perso, aspetta. Oh, il Juggernaut. Aspetta. Di qua. Ok. Eccoci, eccoci. Abbiamo fatto. Per me sì. Va bene. Quindi adesso abbiamo vinto? Pareggiato? Che è difficolty 4? Ancora più difficile? No, no, Chris, che ti nascondi? Dobbiamo scappare, si è aperta la via di fuga, mo si chiude pure. Corri, dobbiamo scappare alla fine.
E non so dov'è la fine qua. Vaffanculo. Allora, Setti, Chris, spero non stai facendo affidamento su di me. Ma vaffanculo. Io non so dove sto andando. Ah, ok, ho capito. Di qua. Ok, Chris, cerca di venirmi dietro. Dai, dai, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. No! Ok, grazie, corri, 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 corri. A posto. Come ho fatto a strada? Non lo so, sono andato un Va po' bene a così. come ricordavo Va la bene mappa. così. Madonna mia. Livello 58, punti, azzi, mazzi e anche furiazzi. Come direbbe Don Abbondio, audienza sfortunatamente. Mamma, senti eccitazione di alta qualità. Allora, dai, e visto che questa ci abbiamo messo poco a farla, sapeva di poco, Cioè, Dai, raga, la speedrun no. è rimasto un No. pochino l'acquolina in bocca. Ci vuole qualcosa di più impegnativo, secondo me. Allora, caposquadra, ci guidi. I just want you to Adesso devo vedere. more from me. Faccio uscire, faccio uscire. Ok. Allora, Ma lei cosa ti bag? Sta ti baggando davanti agli scienziati. No, mi trovavo. un pessimo esempio. C'ho anche sul tavolo, se me lo consentono, Non ti pesare. Faccio qua davanti. Non lo fare. Mostro. Questo è il vostro streamer, ricordiamo. Questo è il vostro streamer. Cioè, posso anche fare così, vado nelle stanze di tutti. Ecco, qua, faccio qua, faccio qua. Ah, aspetta, voglio vedere la stanza di Christian, aspetta. Mentre il caposquadra decide. Arrivo, Vediamo un io po'. sto ancora uscendo. La tua stanza dov'è? Sopra o sotto? Riesci a vederlo? No, stavo vedendo. Sotto dove? No, è sopra. No. È qui, è qui. E qui, aspetta, ok, dall'altro lato. Va bene, mi ha fatto tornare sulle scale, non so per quale motivo. Ok, Ma non mi fa salire. ecco qua. A posto, sono riuscito a salire. Adesso sì. Guardalo il lezzo che si mette. Guarda la lente di ingrandimento per vedere meglio le cose zozze. Ah, vergogna. Sporcaccione, vede gli ingrandimenti, sto sporcaccione. Non è come sembra. No, sì, non è come se... Guarda il poster. Guarda qua. No, Questo un poster cazzo. rappresenta Questo è un palesemente una tetta. No, un cazzo. Sul muro, Christian, guarda il muro. Christian. Guarda il muro. Tracce bianche. No, no. Guarda una giovane donna che segue dei Fellazio. No, Terribile. Christian. Christian, sta Terribile. cosa da te non me l'aspettavo proprio. Ma non è come sembra. No, non è come... Non è come Tizio ha sembra. scritto bella stanza, Tizio. Anche Jack lo squartatore diceva così prima di chiudere la porta di casa, eh. Va bene. Vabbè, non sapevo, ma tu conoscevi di persone? No, è la voce che girava. Ah. Sì. Si girava all'epoca la... Sì, c'era proprio sta cosa. Ok. No. No, non sapevo. Allora, caposquadra, quando vuole avvii pure la missione. Ho visto lanciare cosa addosso. Allora. Ho i crocifissi, giustamente. Potere del No, alimenta la iraniano. libertà. Viva! Punisci i miscredenti. Giustamente, non Abbondio deve punire. i Cioè, miscredenti. padre lei punisce. È una lunga storia. I nebbiosi. Punisci i nebbiosi.
Una lunghissima. Il menu rapido come si faceva? Prova Omega. Omega non c'è su questa Non c'è. tastiera, no. Si prende quella con più carattere. Vedi se Glodel ti si blocca. No, è il Brodox che non andava. Brodox, No, certo, no. certo, sì, sì. Sempre nel cuore Glodel. Adesso è in un posto io. Ma poverissimo. Allora, Bella. Fotografico vediamo il capo squadra dove ci porterà. Alan Wake. No, aspetta. No, Non possiamo fermati. parlare di Che Alan non Wake, si parla, non si questo è parla. territorio neutrale. Have to make an example. If you punish a few children firmly enough, you capito? teach all the children a lesson. No, Punish the children, no. and we will let Potrebbe, La potrebbe, paletta. potrebbe. La paletta è È quella. censurato. La paletta è la morte sua. La morte sua. Ecco, oh. C'è la mamma. Ricordiamo, Francesco ha detto torno tra poco. Un'ora fa. Vabbè, allora io. Ragazzo è così. Fatto così. Salve. Che bella maschera, dai. Sempre quella signorina che ci viene da pizzare qualcosa. Vabbè. Allora. Si torna alla progettazione. Tizio, che stai progettando? Tu quando progetti? No, è la frase di Goblin quando sei Ah, ok, ok. tornato. No, Tizio quando metti quelle mani sulle cose, quello... hai capito? Allora. Prego, caposquadra. Prendi i mattoni se. Allora, ok, non ho un mattoncino, lo prendo. Ah, che bel parco di divertimenti. Siamo ma con il faccio al maiale. Sto. Ho fatto la magia. Ho fatto la magia. Sono un mago. Possiamo andare. La magia è finita. Incredibile. Ok, lui c'ha una batteria. Contenuto di alta qualità. Aiuto la mano. Allora, vediamo di qua cosa c'è. Io conosco questa strada. Con un mondo che avevo provato a creare cellule. Cioè ti studi tutto quello che potevi fare da piccola, hai provato a creare una forma di vita alienoide o androide che uccide tutti. Tizio, io fossi a te messi a pazzare. Che Power Ranger, che Pokémon. Sembra un pochino esagerato effettivamente, anche per le tue enormi potenzialità. Cioè, Ma va, un attimo, guarda che da là alla conquista del mondo è un attimo, quindi attenzione, Oh, bravissimo. Bravissimo. Poi da lì a dire, quando c'era Tizio il Manz partiva in orario, là proprio, vero. te, Vero. a posto. Allora, prima dobbiamo trovare i fanciulli. Ok. Allora, io inizio da sopra. Vedo un attimo se riesco a trovare qualcosa sopra. Allora, qui si doveva seguire i cavi. Ecco qua, bel bambino. Aspetta, vengo subito da te. Avevo preso una roba mista scotch e carta per creare gli embrioni. Eh, E poi che cosa già hai messo dentro? Tizio? Hai coltivato l'alieno, dei funghi radioattivi. qua dentro. Io ne ho quasi sbloccato uno. Cazzo, c'è quello col visore notturno. Allora lo devo far venire di qua. Vieni. Vieni, vieni, vieni. Devo fare una cosa molto veloce. Ok. Bloccato il primo. Però al particolare comunque. Io mi sto un attimo nascondendo. Non è servito nascondersi.
Dai. Il problema è che mo che prendo lui fa un cazzo di casino. No, era finto, No, era è finto. fake Christian. No. Oh, vabbè, 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 vabbè. Va bene, va bene. È McLazio. Stai zitto, bimbo. Tu hai bisogno di un TSO urgente. Chiamo io. Concordo con il collega. Tu stavi provando a creare un'entità omicida. Faccio segno notare. Ci sarebbero molte ed ancora più domande da fare su quanto abbiamo appena scoperto. Però a noi piace così. Meno male che non è cresciuto niente alla fine. No, è Beh, un mostro assetato di Manz. un casino quello. Problema dopo. Quello. Ok. Aspetta, aspetta, Crivi, vedo se ti posso aprire la porta. No, c'è Pippo. No, Pippo, Pippo, no, Pippo, Pippo. Pippo, no, Pippo, fai il bravo. Ok, è aperta. Allora. Attenzione. Oh cazzo, no, 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 no. Apriti. Apriti per Tana tua sorella. Quella madonna. Dio. No, no, ragazzi. Ragazzi, siete un po' troppo aggressivi, eh. Dai, su. No. No, allora mi mettete in mezzo. Mia madre me l'ha detto di buttare via quella roba, ma io non dicevo che il prezzo sarebbe dato per essere perfetto. Beh, Tizio, noi dobbiamo parlare con uno bravo, molto bravo. Ma no, bravo che tu dici, ma quello come bravo. No, no, ma uno che veramente, Cioè, con un tanto di... esperto. Io voglio un certificato dove c'è scritto, io sono bravo. Perché Molto bravo. Molto bravo. Ragazzi, preoccupante. Come? Ah, voi non c'entra in non questo c'entrava momento. Vabbè, non c'entra. In che senso allora? Non c'entra, No. Christian, non No, c'entra. non iniziamo a fare collegamenti C'entra. che poi non ci sono. Ma questo gioco no. No, no. Al momento. Al momento. Al momento no. Con il prossimo DLC Alan Wake Trials. Ma volesse il cielo. Cerca il signore. No, ma diciamoci la verità. Alan Wake, dove lo metti, lo metti. Sta Sì, bene sì, su sta tutto. bene. Tu Come mettilo in in Death Stranding 2. Appeso logico, il cazzo di pupazzo. Io ci ho pensato ogni Quello è volta. Alan Wake. Allora, ce n'è un altro qua di sicuro. Ho sentito un Che fanciullo. succede, Cristian? Che succede? Ce l'ho io il fanciullo. Ah, ok, ok. Attento che c'è pisello matto in giro. Alla fine l'esperimento è fallito, ho dovuto buttare serio. Meno Tu male. dici? Tu Meno dici? male. Ok. Dobbiamo capire solo dove è C'è Alfonso l'altro. Frizzanti una- Sì, l'ho visto, Alfonso. Dovrei capire l'altro dove... Allora... Aspetta, però qua vedo un cavo. Ecco qua, zitto, aspetta, Cri. Cri, aspetta, mo vedo un attimo di aprire... Ma va, signora... Signora, però... che cazzo, grazie mille. Allora, qua dietro. Allora, Cri, aspettami qua. Ho capito, me lo chiedi, non è che ti butti addosso così e mi dai cazzotti in testa. Ma quello è una dimostrazione. Io sono una persona romantica, sentimentale. Un po' di due chiacchiere e, scusami, un coltello a serramanico, una cosa così. Giustamente. Ok. Ho sbloccato il manichino.
No, non pensare a nessuno, non pensare a nessuno. Ok, Chris, vieni dove sto io, possiamo fare una bella cosa. Dobbiamo... Come si taggavano gli oggetti? Ah, non mi prende il pulsante. No, no, chi è? Chi è? Chi è? No, è il Christian. Se ci riusciamo. Che è successo? Che cosa ha Volevo detto? passare a creare Majin Buu partendo da una Big Bubble, ma poi ho detto passo, meglio evitare. Tizio, se le premesse erano queste, io adesso chiamerò qualcuno. Qualcuno che venga lì. Ma sempre qualcuno di buono, Senti, ricordiamo sta che cosa. venga lì e ponga fine alla tua vita, tizio. Che tu, non sei il mago Babidi, non sei il dottor Gelo. Allora, Cri, io ti voglio anche taggare il posto, ma non mi funziona il tag. Aspetta, aspetta, fammi provare così. No, chi mi ha visto? No, Enzo è tornato. Chi è tornato? No, madonna. Torno subito. Cheat. Allora, Cri, se riusciamo ad aprire il cancello qui, ci abbiamo lo shortino per tornare indietro. Che vuoi taggare, Francesco? Tu hai detto. Andiamo i bimbi e andiamocene a fare in culo. Disputa DNA risolta. Voglio imparare. Che senso? Francesco, che è successo? Francesco, spiega. France, come volevi imbrogliare stavolta? Dai. No, no, c'è un finto me, c'è un finto me. No. Ok, Cri, io sto vedendo di tornare indietro con uno. Ecco, ci siamo. Qui a sinistra. No, no, lasciami sta... Ah, vaffanculo. Di qua è chiuso. Dietro. Vai, vai, vai. No, no, dovevi chiuderla dall'altro lato. Allora, Cri, manca uno nella zona gialla e uno nella zona blu. Calcolando quello che già abbiamo trovato, ce ne manca uno. Deve essere quello giallo. Di finire quella che abbiamo praticamente abbandonato. Va bene. Allora, aspetta, Sono aspetta. d'accordo. Merda. Merda, 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 merda. Dai, Chris, scappa, scappa, scappa. Ok, butta questo e dimmi dalla mappa in quale zona manca. No, no, vai, ti conviene andare di qua, vieni, vieni. Di qua, di qua. Vabbè, vieni qua. Corri. Ok, vieni di qua. Ok. Attento, c'è un finto me. Attento. No, 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 no. Ok, sei andato via. A posto. Manca quello nella zona gialla. Cri, le batterie ce le hai? Il visore come sei messo? Sono full. Ah, ok, ok. No, 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 tutto a posto, tutto a posto. C'è una prova? Ok, ci manca solo quello nella zona gialla. E la zona gialla. Cri, vieni qua. Vedi se riusciamo ad aprire qui.
Mo sto leggermente scazzato. Perché, Francesco? Dai. Solo, ho fatto la questione. Almeno hai provato a capire un attimo la situazione. Può sempre qualcosa. Da quanto ho capito e provato proprio con questi amici suoi stanno rompendo il cazzo che poi non mi stanno a mangiare mesi ormai. Oh, senti! Ui, Bello! sei tu. Zona gialla, zona gialla. Questa è gialla. No, non è questa la zona gialla. Andiamo di qua. No, di qua il passaggio. Ok. Zona gialla, quale sei? Che si dice, Setti? Come va? Lo sto cercando ma non lo trovo. Non era visto? Oddio, 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 questo è grosso. Non era visto un po' di limonare, dal consiglio di che fare. Che è successo? Sei tu? Hai qualche anime o manga in sospeso? Gioca a Sparking Zero. Bravo Tizio, questa è un'ottima soluzione. Oh, a 50 anni. Quella è una buona soluzione. Anche quello. No. Madò, c'è di tutto qua. Allora, non è questa la zona gialla. C'è una cartina, qualcosa qua. Sta come un parco di divertimenti, una mappa. Oh, aspetta, aspetta, l'ho trovato, l'ho trovato. L'ho trovato anche il cavo. Ok, ok, è di qua, è di qua. Però il cavo dovrebbe essere da quest'altro lato. Bingo. Ok, ce l'ho, Cri, ce l'ho, ce l'ho. No, sono veramente annoiatissimo. Tizio, forse... Cri, vieni qua, ti do delle bende. Senti, forse dovresti iniziare qualcosa di... No, 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 no. Mi ha sbombato. Dov'è? Vai, 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 vai. Ok. Cri, vieni qui. Prendi questo. Curati e fammi portare a me il coso, eh. Curati tu un attimino che c'hai troppa poca energia. Ok, inizia a portare il bambinello qua. No, ho detto, senti, forse dovessi provare qualche gioco nuovo, provare... Sì, esci un attimo. Esci un attimo dalla tua zona di comfort e prova a vedere qualcosa di diverso. Per distrarti un po'. Poi però se non c'è manco voglia proprio di giocare, là ti devi ingegnare. Ok. Cos'è Chitarra questa Monster chitarra Hunter, Monster che è sta novità? Hanno fatto una chitarra apprendista da Monster Hunter. Aspetta, Gri, non ti Oppure sento. fai Menz. Hai mai Aspetta, di giocato- qua, di qua, di qua, Gri. Ma hai giocato di Sonored, senti? Io lo gioco spesso, molto spesso, ogni camera che gioco. Ok, ok, bravo, bravo, di là. Mandato post su Instagram. Va bene, Francesco, poi vediamo questa cosa. Ah, Gianmarco e voi tutti. Francesco già mi ha risposto. Vi sentite? È stato annunciato il gioco di Death Note. Sì, sì, Ed è anche in omaggio con PlayStation Plus. beh, non è quello che dovrebbe essere Vabbè. Scappa, Cri, scappa, scappa. No, 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 no. Brutto, brutto, brutta situazione. Aglia, grande senti con aglia. sapere il senso di che cosa potresti consigliare. Cri, dove sei tu? Scappa, 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 Cri. Scappa, scappa, scappa. Scappa. Ok. Perché possiamo ora, io il telefono si sta caricando e si sta giocando. Come cazzo lo vediamo il poi? Stiamo un attimo affrontando delle avversità. Ecco, adesso possiamo vedere. Cazzo comando. Siamo in salvo. Immediatamente Enzo blocca.
Allora, chiunque moderatore sia in chat, immediatamente bloccatelo. lo dici a tua sorella. La vigliacca. Mamma che merda. Consumati per farlo, eh. Mamma mia, c'è che è sto Oh, però schifo. B più. Dai, va bene così. E intanto prendiamo punti, soldi, ricchezza, fama, potere, tutto. Fa veramente cagare, sì, cioè, fa proprio schifo sta chitarra, è veramente oscena. Scusa, perché Setti si dovrebbe comprare? Vabbè, però chitarra Ratalos. Vabbè, Ok, il Francesco, tu sei codec un sta un coglione. pochino grattando. Ok, però comunque è andato meglio il gioco stasera. Tu sei un deficiente, Francesco. Vai. Allora, Cri, grazie mille che sei riuscito ad arrivare. Still Poi trapped comunque lo within facciamo pure your qualche world. altra sera. You Tu mi have to senti help ancora? shape you. You have to want to be Sì, sì, ti free. sento. Ah, ok. Tanto comunque ti ho detto, lo portiamo qualche volta la sera, visto che stanno comunque aggiungendo nuove terapie. E siamo una buona squadra a quanto pare, effettivamente. Quindi conviene, ne approfittiamo così ci prendiamo tutte le cose degli eventi. Spero solo che i prossimi aggiornamenti non pesino 18 giga. No, io spero che pesino anche 30 giga, così No, vuol dire che c'è più roba dentro. No. Vabbè, ci avviamo prima a scaricarli e organizzarci e ce la facciamo a Cioè, non mi tempo. porterai a Quiet Place, ma Vabbè, torniamo ai giusto, tempi sì. dei titoli consigliati. Allora, sì, allora, io e Gianmarco adesso dobbiamo perdere questi 20 minuti, questa mezz'oretta, Questo quarto d'ora, questo perché sono quarto alle 3, d'ora. domani devo lavorare. Dobbiamo un attimo capire che cosa vi dobbiamo portare. Quindi, se ci suggerite titoli, a noi ci fa piacere. Certo, possibilmente roba zozza, piena di tro. Yeah, Oh si può yes. dire. Si può dire, tanto è generico. Sì, va bene. Non mi sto riferendo a nessuno. Allora, quindi, vedi, Perché mi sta c'è un guardando cretino che così? si sporge, che però Eh. non è che si è messo dietro all'angolo, Ah. cioè si è messo proprio al centro della No, io stanza. sto leggendo quell'altro coglione. I libri sono a Macedon e The Coma, è vero, pure possiamo fare. No, Vabbè, devo perché dare l'ha detto un'occhiata a lui. Steam. No, gli devo dare un attimino ragione, forse. Yakuza, mi divoro l'anima, ma succhiami le palle, Francesco. Allora, ragazzi, noi prendiamo nota dei vostri suggerimenti così ancorati e di cuore e vediamo un attimino cosa fare nei prossimi giorni, così da portarvi cose di qualità. Yeah, I'll be right there. Quindi grazie mille, Cri, e comunque ci sentiamo poi comunque in questi giorni con calma. Buonanotte Francesco, buonanotte Tizio. Buonanotte, Setto, Setti. Oh. Setto, mo ti mando un messaggio appena stacco e c'ho 2 secondi liberi. Quindi ci sentiamo tra poco. Ragazzi, buonanotte a tutti, ci Buonanotte a sentiamo tutti. domani.